Siamo all'interno dell'oratorio Don Bosco con Don Giovanni perché oggi si festeggia, si commemora San Gaetano e si fa attraverso una serie di eventi importanti, belli, folcloristici, musicali, insomma ci sarà anche da mangiare tra l'altro. Sì, ci sarà anche da mangiare perché abbiamo cercato di dare una doppia veste a questa festa, di creare questa sera il momento diciamo un po' più laico, no? Quindi con i tornei per i ragazzi, con un po' di animazione in strada che è stata fatta da una comunità boliviana, con la possibilità di cenare qui all'oratorio e soprattutto poi stasera di assistere allo spettacolo dei Trilli di Carlo Denei. Quindi speriamo che questo possa attirare un po' di gente del quartiere, non solo del quartiere, per risollevare un po' una festa che negli anni, soprattutto a causa del Covid, è andata un pochino scemando. E poi domani invece ci sarà la parte più religiosa, la celebrazione eucaristica alle 10:30 presieduta dal nostro arcivescovo, che segna per noi un po' l'inizio di tutte le attività dell'anno, il catechismo e tutte le attività pastorali dell'anno. Bene, quindi non ci resta che attendere il grande concerto, ma di goderci questo momento con lo sport, con i ragazzi, tanti giovani, tante attività, educatori meravigliosi che ho avuto modo di conoscere. Insomma, ci addentriamo in quella che sarà la festa che darà appunto il via poi a tutte le attività. Sì, esatto. Speriamo che appunto questi momenti di aggregazione e di festa servano poi a coinvolgere anche in qualcosa magari di più profondo anche, no? La gente, che si avvicini un po' di più alla vita della parrocchia e dell'oratorio. Allora andiamo a disturbare Fabio Papini. Fabio, allora siamo a un evento davvero unico perché è un evento che apre, ma è bello anche questo perché è il folklore di quello. Make. Ma senti Fabio, quanto è stata dura organizzare tutto questo? Perché poi finalmente dopo anni di Covid eccetera si ritorna a fare le cose come prima, però non è una cosa facile. No, è stata dura, impegnativa perché come gruppo qui della parrocchia siamo stati fermi giusto per gli anni del Covid, alcuni un anno prima perché c'era brutto tempo e quindi riprendere in mano tutto non è stato facile. In più abbiamo voluto fare qualcosa di più carino, più impegnativo, chiamando voi, il Camugin, i Trilli, Carlo Denei, che sono amici che conosciamo da tanto tempo, e quindi abbiamo voluto rilanciare in maniera un po' più forte dare anche un segnale di quello che è la voglia di fare le cose bene, di qualità e aggregare più persone possibili. Niente, poi abbiamo chiamato DJ Piero. Specializzato negli anni 90 mi ha detto DJ Piero. Come? DJ Piero ha detto che lui è specializzato nella musica anni 90. Perché lui era un DJ, era nelle discoteche proprio e si presta molto a fare, come si chiama, feste anche private, ma si può trovare qui a San Pier d'Arena. Adesso andiamo a intervistare anche lui, così lo disturbiamo un po' mentre lavora. Fabio, io ti ringrazio, ci vediamo in giro per la festa e complimenti ancora per questa organizzazione impeccabile. E ci avete messo anche l'impegno, la pazienza, perché rapportandosi con non professionisti per voi sarà stato un po' difficile. È un piacere perché sono cose che si fanno con passione, col cuore e per una realtà del genere ancora di più. Grazie Fabio. Grazie di tutto. Attenzione, cosa vedo laggiù in fondo? Ci avviciniamo molto piano e lentamente perché ci stiamo avvicinando in una delle realtà che è una delle più importanti di qualità, d'élite, devo dire, del territorio. Si parla di Liguria, si parla di genovesità, di tipicità e incontriamo Gianluca Pezzotti che rappresenta una realtà che si chiama Camugin Italian Street Food. Ciao Gianluca. Ciao Dario, leggendario, Bene, piacere mio, ti ho proprio colto in un momento a sorpresa, non ti aspettavi nel mio arrivo, Mi ho detto andiamo a salutarlo così. Allora,
io questa sera avrò l'onore di presentare i Trilli e Carlo Denei, saremo proprio uno fronte all'altro. Straordinario. Quindi ogni tanto, quando magari io finisco di dire qualcosa, tu mi lanci un'acciuga Volentieri. e io al volo me la mangio. Volentieri, un'acciuga e una panissa. Bene. Fish and chips alla Ligure. Perché da Camugin soltanto il top. E se andate a curiosare sul canale YouTube Dario il Leggendario, Camugin eccetera, c'è anche una storia leggendaria alla ricerca della vera panissa ligure. Si va indietro fino al 1400 e l'origine della panissa nasce proprio in quel periodo, ma non vi voglio svelare niente perché ancora una volta Dario il Leggendario ha fatto una ricerca straordinaria e ha trovato le vere origini della panissa. Bene, bene per le origini, però adesso godiamoci l'attualità e mangiamocela. Grazie, grazie. A dopo Gianluca, Buon lavoro, ciao, grazie, anche a te. grazie. Andiamo a disturbare il DJ proprio mentre sta lavorando. Attenzione perché ci potrebbe lanciare giù dal palco. DJ Piero. Allora, tu sei insomma, quello che è l'anima musicale prima del concerto di questa sera. Esatto, E hai portato, vedo, un po' di anni 90, un po' di commerciale. esatto. Ma insomma, questa passione per questa musica da cosa nasce? 65 anni, ho iniziato che avevo 12-13 anni. Ho lavorato un po' in locali un po' più rinomati d'Europa. Parliamo di vari Coccoretò, Dupleus, Impero, La Baia del Sele e tanti altri. Ho lasciato probabilmente lo scettro ai nuovi DJ, però la tecnologia purtroppo oggi li ha tanti aiutati. Certo. Noi eravamo abituati col vinile. C'è un cambio generazionale con un'attrezzatura diversa e quindi per forza di cose bisogna adeguarsi al progresso. Chapeau, chapeau. Però DJ Piero è sempre sul pezzo e come ha detto prima, chi è più felice di noi oggi? Secondo te chi potrebbe essere più felice di noi? Dimmelo tu. Nessuno. Nessuno. Solo qua. Noi siamo i più felici di tutti. Esatto. Oh. Guardare cosa c'è qua. Bene. Perché faremo del volontariato e fare qualcosa che rallegra la gente, piccole e grandi, è la cosa più bella che la natura ti poteva offrire. Hai detto delle cose bellissime. Buon lavoro. Ciao. Grazie a voi. Allora, ho visto che laggiù in fondo c'è il sosia di Carlo Denei con Vladi dei Trilli. Andiamo. Attenzione perché vi sto per svelare un segreto. Lui in realtà non si fa riconoscere, ma è Vladi dei Trilli ed è seduto accanto al sosia di Carlo Denei. È vero, ci assomiglia. È vero? Sì, sì, sì. Lui non lo dice. Mi scusi, Sto guardando la partita. è lei il sosia di Carlo Denei? No, io sono proprio Carlo Denei, sto cercando il mio socio per fargli. Perché prima abbiamo incontrato il sosia. Ah, quindi tu sei quello... qua? Sì, qua. Ma roba da Tu male. sei quello vero. Io sono quello Ma vero. anche gli occhiali uguali. Vabbè, io non lo so stasera chi salirà sul palco, uno dei due sicuro. Sì, bisogna essere chiari e sicuri però che poi ci sia quello Posso dirvi originale. una cosa, allora se sul palco, quello che andrà sul palco farà ridere vuol dire che è il sosia. Va bene, allora in base a quello. Tra l'altro mi hanno detto che il sosia non sa cantare, quindi nel caso se dovesse saper cantare è quello vero. È vero, c'è anche questa possibilità, ma Ma il Denei vero sa cantare secondo voi? Ma me l'ha detto Pino, uno... abbiamo anche una parte cantautorale di Carlo, quello vero, eh? Appunto. Vabbè, non ci resta che attendere. Io compro i dischi di Denei poi li butto via. Proprio li compro apposta per toglierli dalle balle, perché proprio. Quindi sei te il tarocco? Io sono quello falso. sì. Ah, eccolo, Sì, certo, eccolo. Hai certo. capito? Bravo Dario, l'hai beccato. Perché tra l'altro Me l'ho già chiesto prima, gliel'ho detto io. Poi quando arriva Denei, magari. tu compri tutti i dischi. Li Lo sai che, compro per rompere. però sai che quest'anno Carlo Denei ha fatto registrare un boom di vendite. Ah sì?
Forse perché tu li compri. Io li compro per romperli. Lo so, però ormai li compri, quindi. Allora non devo comprarli. Perché io pensi che quelli dei trilli li rubo. Perché sono introvabili, Uno va in giro dice vanno a ruba. Bella questa battuta. Questa qui la volevo dire! Inizio a pensare che sia quello vero. Inizio avere qualche dubbio anch'io. Va bene, va bene. Andiamo da qualcuno di serio qua, va. Allora, noi non siamo i Village People, come ha detto DJ Piero, ma siamo Dario il leggendario in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti. Ero un po' distratto perché ho il derby in corso, quindi ogni tanto ci butto un occhio. È giusto? Che derby è questo? Torino-Juve. Torino-Juve. Io sono del Toro. Come sta andando? 0-0, quindi finché 0-0 va bene. Ci può stare, 0-0 fa contenti un po' tutti. Bene, quindi a seconda di come finirà la partita potrai essere più motivato o meno motivato nel suonare. No, guarda, ormai ci sono abituato, quindi ne abbiamo vinto uno in 18 anni, negli ultimi 18 anni, quindi guarda, sono la motivazione per la Hai musica. fatto più concerti piuttosto che derby vinti? Decisamente, meno male, altrimenti a quest'ora probabilmente non sarei neanche qua, non saprei neanche fare 3 note di Va fila. bene. Alessandro De Muro, ci vediamo sul palco. Ci vediamo sul palco, a dopo. Davide De Muro, lo abbiamo colto un attimo a sorpresa su queste note dei Village People, però in realtà tu ti stai preparando per un qualcosa di ben diverso. Esatto, il concerto dei trilli. Bene. E non vediamo l'ora di ascoltare il concerto dei Trilli, perché questa sera si festeggia San Gaetano all'Oratorio Don Bosco con questo incredibile concerto che durerà tanto, perché la scaletta è bella ricca. Sì, la scaletta è molto ricca, noi portiamo in giro il dialetto genovese per quanto ci riesce, abbiamo ottenuto dei buoni risultati fino adesso, quindi speriamo che la cosa continui. Documentare questo momento. Possiamo documentare questo momento. Spiegaci che cosa stai facendo. In 4 parole. In 4 parole, questo cos'è? È il controllo per i suoni. È un tablet che si connette al mixer e poi si controlla da me. Fabio Bavastro sta mettendo a posto quello che è il settaggio audio. Per apposta. Cerchiamo di fare il nostro meglio, sempre. Non ti sento tanto perché c'è DJ Piero che ci dà proprio pesante. Sta dando bello violento. Però io ti faccio un in bocca al lupo, ci vediamo sul palco più tardi. A dopo, grazie. Ciao. Allora, stiamo andando a cercare lo stand dove acquistare i biglietti della lotteria. Chiediamo, buonasera, stiamo cercando lo stand dove comprare i biglietti della lotteria per sostenere questo meraviglioso luogo. Dove posso andare? Non lo so, guarda. Non lo sa. A destra o a sinistra? Proviamo ad andare da quella parte? Grazie. Come si chiama lei? Pino. Buon divertimento. Oh, finalmente in mezzo a tanti milanisti che ho visto questa sera c'è un nero azzurro, perché è giusto anche un po', insomma, bisogna, giusto? Lei ovviamente è interista. Sì, senz'altro. Bene, qual è stata l'Inter migliore degli ultimi 100 anni? Quella di oggi? Sì, quella di oggi è la migliore in assoluto, veramente. Ecco, finalmente siamo arrivati allo stand dove sono esposti i premi. Venite che vi faccio due domande. Allora, attenzione perché tra l'altro qui abbiamo una chicca da far vedere, perché c'è una produzione in diretta di popcorn. Proprio adesso che funziona male. Vabbè, ma noi non facciamo finta che funziona bene. Allora, beh, è un po' lenta, Un po' lenta. Però piano piano. E stiamo preparando il popcorn per 400 persone, speriamo bene. Uno alla volta, quando arriva a 400 blocca, così uno per uno. Perfetto. Ma noi volevamo sapere qualche cosa su questa lotteria, perché ci sono ancora dei biglietti disponibili? Allora, intanto compriamo subito dei biglietti perché vogliamo sostenere anche noi questa realtà. Intanto facciamo vedere i premi, venite i premi. Allora, primo premio assoluto, una 55 pollici Smart TV, tra l'altro un sacco di cose, addirittura già Netflix, un abbonamento per 25 anni, incredibile. E poi anche Prime Video, guardate, YouTube incorporato con il canale Dario il leggendario. Scusate, manca il quinto. È arrivato il quinto premio. Perdonatemi. Il quinto premio. Una bistecchiera Termozeta.
Bene, allora bisogna sostenere questa realtà e quindi comprare i biglietti, giusto? Io voglio comprare i biglietti, a chi mi devo rivolgere? Ma allora, in realtà ci sarebbero 2 persone delegate, il parroco non so se ne ha ancora e un altro ragazzo che dovrebbe essere, non riesco a vederlo, comunque dovrebbe essere nei dintorni. In questo momento nasce una missione, trovare i biglietti della lotteria. Ok, quanti te ne interessano? Quanto costano? 2 euro? No, 1 euro. 1 euro? Sì. 10. 10? Va bene. Andiamo a cercarli. Di nuovo per te. Come ti chiami? Fabio. Fabio, è una missione, ce la dobbiamo fare. Speriamo. Dai. Speriamo. Bibite. Patrizia. No, aspetta, Patrizia! È lei, Dai. forse ci siamo. Vieni qua, no, venga. No, I biglietti. è una cosa importante, Noi vogliamo documentare questa cosa, dobbiamo acquistare dei biglietti perché bisogna invitare le persone a sostenere questa lotteria perché sostiene questa realtà. Quindi io voglio comprare 10 biglietti, a chi mi devo rivolgere? Oh, pronti? Lei era la seconda. Bene, grazie mille, buon Grazie a lavoro, te. buona serata e buon divertimento. Ciao, i biglietti li abbiamo, non ci resta che conservarli e attendere. Chissà, magari possiamo vincere una TV su cui possiamo guardare grandissimissimo il canale YouTube Dario il Leggendario, i concerti dei Trilli, Carlo Denei, insomma, di tutto. Perché la TV più è grande e più si vede grande. Una strada troppo stretta dove il sole fa fatica ad arrivare. Quella strada fino al mare dove aspetti la tua gente ritornare. Ti ricordi da bambini rubavamo perché ci mancava il pane. Voglio sentire un applauso davvero calorosissimo per Carlo Denei. Ciao a tutti! Ciao! Allora, siamo l'estate non finisce qui, siamo dentro all'estate più lunga del 2003, del 2023. È l'estate, cioè io quest'anno ce l'avete calda, stasera si sta un po' meglio finalmente, ma io ragazzi sono 3 mesi che non ce la faccio più. Io l'altro giorno, per mitigare un po' l'afa, ho fatto il presepe, ho cercato di riprendere un po', ho fatto il presepe, però io vi assicuro che non è semplice. Io abito a Sestri, no? E ho delle piante sul poggiolo che sono tutte piegate, tutte rovinate, non ce la fanno più. E io l'altro giorno, mosso a pietà, ho dato da bere a queste piante che sono finte, sono piante finte, gli ho dato da bere lo stesso perché mi hanno fatto pena. E quando gli ho dato l'acqua sembrava che mi guardassero come dire grazie. E sono di plastica, Io non oso pensare come in questi mesi si sia ridotta la Sant'Anché. Allora iniziamo a parlare di un quartiere di Genova. Cerchiamo di indirizzarvi a una serata magica. Dovete sapere che alla fine di via Madre di Dio a Genova c'era un quartiere che veniva chiamato Amaenna, ovvero la Marina. Un tempo le onde del mare si infrangevano sugli scogli a cui si poggiavano le antiche mura della marina. Non esisteva ancora la circonvallazione a mare. Dovete sapere che la cinta muraria risale alla metà del XVI secolo, quando si decise di fortificare anche il tratto che andava dalla marina di Sarzano fino alla Porta del Molo. Un impegno economico enorme. Pensate che addirittura la Repubblica di Genova nel 1553, ed esiste una lettera, chiese a Papa Giulio III che anche i preti pagassero la tassa per finanziare la costruzione delle mura a mare. Venne così costruito questo antico waterfront e rimase intatto fino alla seconda metà dell'Ottocento. E passeggiando per la strada si potevano ammirare i grandi archi dove emergeva uno scoglio, lo scoglio Campana. Incastonato al centro del seno di Giano, si specchiava vanitoso davanti ai 2 grandi archi ancora oggi visibili. La sua curiosa forma era fonte di ispirazione per innamorati e poeti, quando lo scoglio, protetto dalle mura e seguito dai rintocchi della basilica, intonava i suoi gioiosi versi. Purtroppo lo scoglio Campana venne sepolto per sempre nel cemento, ma una leggenda narra che talvolta,
durante le più calme e silenziose serate si possa ancora ascoltare il suo lamentoso canto accompagnato dal mare. E questa sera, a pochissimi passi dal mare, un altro meraviglioso canto, quello dei Trilli con Amaenda. Grazie. Questa è la storia di un tempo che in questo momento non si capisce e a parla da me megna una strada verso mare che sapeva de sa due porte zamuffie in imbriego curie i figlie curistie in caru qua cavalla che va verso a stalla au tramontato su ale amenga sciume de case de figlie ale amenga in po' de terra in po' de Buonasera a San Pier d'Arena, che piacere tornare qua dopo un decennio proprio in questo contesto qua. di essere specchiata e passeggiate ormai se fanno idea canti e matte canzun fugge de sera seguite canteri ti fa sentire in sciate spiaggia che tanti ospitanti da tutte parti che vegliano bagnanti stabilimenti con sale cabine satre benzini quei signorine fare schiamassi c'è sale da ballo fino a mattina che canta un gallo vediamo se la città illuminata e gran bellezze da fugge domani. Di storie di mare in Liguria ce ne sono tante e molte sono legate ai pirati e agli invasori saraceni che assediavano le nostre coste. Voglio arrivare a raccontarvi una fiaba, che è quella dei Trilli, però passando da una leggenda, per cui inizio da qui. Si racconta che tanto tempo fa un capitano, prima di salpare da Genova con la sua nave diretta a Oriente, venne raggiunto sulla sua imbarcazione da una vecchina che si mise a chiedere l'elemosina. Contrariamente a quasi tutti gli altri membri dell'equipaggio, l'uomo con generosità le regalò una bella somma. Per ringraziarlo, la vecchina svelò la sua vera identità. «Sono una strega», gli disse, «e ti do un consiglio. Stai attento quando, navigando, vedrai una strana nube a forma di arcolaio che cercherà di avvolgere la nave. Si tratta di tua moglie, un'altra strega, che ti ha tradito e vuole la tua morte per poter vivere in pace con il suo amante». Il capitano, un po' scettico, si mise comunque al timone. Effettivamente, dopo pochi giorni di navigazione, la sua nave venne avvolta da una nuvola a forma di arcolaio. L'uomo, memore dei consigli ricevuti, prese la spada e vibrò un fendente che magicamente allontanò la nuvola. Della moglie strega, che voleva la sua morte del marito, rimase solo un dito, quello della fede nuziale, a brillare sul ponte di quella nave. E quella nave continuò a navigare per i 7 mari, gli stessi mari dove i pescatori sui piccoli moli a Genova tentavano di pescare un pesciolino e nello stesso tempo di raccontare una fiaba al loro bambino.
aspetti a fare? Se quando ti apro e ti fai scappare, una dito, me fa raggiare, ma se non pesco stasera non si va a mangiare. Schida pesce, ti vedi che dopo te pigio. Schida pesce, ti vedi che dopo te pigio. Adesso direi che sono le 22 e Don Giovanni mi aveva chiesto alle 22 di fare una piccola pausa per estrarre i biglietti della lotteria. Beh, allora. E allora chiamiamo Don Giovanni, facciamogli un altro applauso perché è veramente disponibile, gentile, bravissimo. Perché era un bravo ragazzo, perché era un bravo ragazzo, perché era un bravo ragazzo, nessuno lo può negare. Ma fatelo bene però. Perché era un bravo ragazzo, perché era un bravo ragazzo, nessuno lo può negare. Ok. Bene. Ecco Don, le lascio il microfono. Bene. Grazie, buonasera a tutti. Intanto è arrivato il... Qua ci sono tutti i biglietti. La possiamo chiamare questo contenitore? Mamma mia quanti biglietti, ce ne sono davvero migliaia, centinaia di migliaia. Ma io lascio... Sono circa 3.500. Caspita. Li abbiamo veduti quasi tutti, quindi grazie a tutti quelli che hanno partecipato e che hanno collaborato appunto acquistando i biglietti. Poi prima dell'estrazione 2 parole proprio solo per ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa serata. Non sto a nominare tutti quanti perché poi dimenticherei qualcuno, però avete visto che ci sono tante persone qui che hanno lavorato per questa sera e quindi voglio davvero dire un grazie grande proprio a tutti loro, anzi vi chiederei un applauso proprio per tutti loro. Perché... E poi a Dario, Vladi e Trilli e a Carlo perché hanno reso appunto bella questa serata anche con la loro presenza. Se io vi dico, todi tu che da prepari, gusto che fiscio e bacilli, a gorgonzola coi grilli, e butti giù del bimbo, e invece di me preparò, a me ne stringa che a faccio fitto sciacche, poi ma l'hai mangiato, aspetta non sentiti, ma l'hai mangiato, oh trilli, te ci musse che mandilli inutili, te ci musse che di ne, oh gnau, mo me li come te cao, e futtu, mo me li come te prendo. E siamo de sena, e siamo da fugge, e ci e fugge non pigiamo ci fugge, e poi godiamo per il momento, e poi che dimmo che se leva di tipe, e siamo de sena, e siamo da fugge, e ci e fugge non pigiamo ci fugge, poi